particolare riferimento al settore musicale. Ringrazio anche la sindaca Eleonora Viscardis che è qui presente con noi, perché Bertiolo quest'anno ha partecipato in massa e direi in modo consistente a quella che è stata una delle iniziative per festeggiare il 50° del ponte. Prima hai detto 50 più 40, magari fra 5 anni diventano 55, 45, arriviamo a 100. Visto che ultimamente festeggio molti centenari, magari mi capita anche di tornare a festeggiare qua. Di qualcosa per festeggiare i 50 anni del ponte mi ha fatto enormemente piacere. Tra che sono Codroipese, ma anche per un messaggio, un qualcosa di molto importante. Ringraziamo la maestra Iuri, perché la maestra Iuri ha veramente così attivato i suoi ragazzi che hanno partecipato con passione, con entusiasmo agli argomenti proposti, e devo dire che infatti, come la sindaca sa, hanno prodotto un lavoro proprio questo sulle piazze che è davvero di grandissima qualità, per cui grande grazie, e lascio a lei l'incarico proprio perché questo è per Francesco ed è prezioso. Grazie maestra, grazie, bravissimi ragazzi. Questo ponte che vi stiamo consegnando è il ponte del mese e dell'anno in cui siete nati. Erika ha anche avuto il piacere di leggere il suo testo, vero? Alla festa del vino di Bertiolo, giusto? Sì. Sopra un nuvolone che gioca con il sole. Alberi dorati. Sicuramente i ragazzi, ma sicuramente se si ottengono questi risultati e la scuola di Bertiolo è così ben rappresentata, il plauso, oltre che chiaramente ai ragazzi, va al corpo insegnanti. Oggi qui lo vediamo rappresentato dall'insegnante Marisa Iuri, però effettivamente l'ho detto anche questa settimana durante il saggio, che è andato veramente prova di grande abilità, capacità, integrazione, e questo è il grande lavoro che fanno il corpo insegnanti, e possiamo dirci a Bertiolo siamo fortunati, non solo per le singole personalità valide, ma per i rapporti e la sinergia che sanno creare tra loro e tra anche gli esperti esterni che entrano nelle scuole, che non è cosa banale. Grazie. Grazie sindaca, grazie. Obbligo la sindaca di Bertiolo a salire qui con me, sì, certo. Perché mi sembra doveroso, e perché? No, ma infatti è scappata, ma doveva restare, è scappata. No, spiego anche perché, come ha citato prima, la sinergia che può esserci sia tra gli insegnanti che tra gli extra che entrano nella scuola, anche la sinergia tra sindaci alcune volte porta qualcosa di più importante di quello che è proprio il singolo comune, quindi io la ringrazio sempre qui ufficialmente. Assolutamente, perché se stiamo guardando come Medio Friuli, e il periodico Il Ponte lo fa, è proprio in questa direzione, vero? Lavorare in sinergia. Bene, niente, scappato.
stessa cosa, la musica si fa e si sente dal vivo, questo è quello che...
Allora andiamo verso il gran finale, ci giochiamo la prima posizione. Magari questa la possiamo anche cantare tutti quanti, solo anche per il fatto che non ha delle vere e proprie parole. Ok? Allora quando la indovinate, ovviamente verrà assegnato il punto, i nostri giudici saranno pronti a vedere, ma noi continuiamo, arriviamo al ritornello e la cantiamo. Non l'avete ancora indovinata, eh? Cos'è? Adesso? No, Con 12 punti vince questa ennesima edizione del Quizzone Super Show Mr. John Lennon con 14 punti. Viva!